Ciao a tutti, benvenuti, bentornati. Vi ringrazio se siete venuti a vedere la seconda parte di questa escursione, perché so che molti non lo faranno e so che sono video di nicchia, però mi piace portarli sul canale perché è una passione che ho, quella di camminare, quindi abbino il video alla camminata e adoro. Non voglio farvi perdere altro tempo, quindi io vi lascio al video, vi ringrazio per essere stati qua, lasciate un like, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Buongiorno. Ok, siamo arrivati in cima, avete visto la croce, c'è il libro di vetta, cosa che alla Gazzuoli non c'è. Tra l'altro da qua si vede benissimo alla Gazzuoli, si vede il rifugio, si vede la funivia, la Tofana è imbiancata e la croce della Gazzuoli non la vedo, ma è là da qualche parte. Comunque, penna e... allora, vediamo, si è cancellato, non va la penna, vediamo. Non va la penna, ma io dovrei averne una. A queste temperature, vediamo se ne ho una. Intanto mi tolgo tutto il casino che ho addosso. Prima a salire ho preso una botta al ginocchio. Che male, tanto male. Eccoci, vediamo se ho una penna. Spero di averla. Cioè, dovrei averla. No, mi sa di no. Non ho la penna. Intanto tolgo l'apparecchio. Chi mi vede? Di apparecchio. Mi manca la penna. Adesso guarda. Non funziona. Se riesco a farla andare. Visto che siamo fermi a mangiare, vi faccio vedere il sentiero che va su, il sentiero dei Kaiserjäger. Praticamente passa di là, tutto quello zig zag che vedete è il sentiero dei Kaiserjäger. Lì in mezzo c'è il ponte, poi si sale su di qua e si continua di qua e si sale su. Sì, e guardate lì si è staccato un pezzo di roccia nuovo, fresco fresco. Lassù è tutto nuvoloso, nebbioso e molto più freddo di qua, mi sa. Stiamo scendendo, abbiamo appena iniziato. Io mi sono munita di ginocchiere assolutamente, perché quello che ci aspetta
Sarà un sentiero con tanti scalini. Sta arrivando gente? Dobbiamo fermarci. E comunque è arrivato su un uomo con le ciabatte, senza calzini, piedi nudi. Fatto, siamo sull'asfalto. Abbiamo sceso questa montagna. Adesso andiamo alla macchina, ci togliamo gli scarponi. La via c'è un bel laghetto. Beh, forse l'avrete visto nelle clip di stamattina. Comunque c'è un bel posto qua, è veramente bello. D'estate deve essere bello, ma tanto trafficato. Mangiamo anche qualcosa. Sì, finiamo il tè. Che nuvoloni neri, guardate. Siamo scesi noi in tempo. No, verso tardo pomeriggio sera hanno messo probabilità, soprattutto qua perché siamo al confine, e quindi abbiamo fatto giusto in tempo. E basta, questa è la gita. Io spero vi siano piaciuti questi piccoli video che vi ho messo, che vi ho fatto. Non ho fatto un vlog tanto lungo, lo so. No, quando si fanno percorsi impegnativi o comunque dove le mani non possono tenere la videocamera o il telefono, insomma, è così, non si fanno tanti video. Bene, adesso non vedo l'ora di cambiarmi, di bere qualcosa, di mangiare, di andare a casa. Ci vediamo al prossimo video, vi ringrazio, lasciate like, commentate, condividete questo video, lasciate tantissimi like e ci vediamo alla prossima. Ciao! PS, adesso mi metto questi. Decisamente. PS. Nevica! Comunque il mio PPS si stoppa. Arrivederci. Ed anche questa escursione è finita. Ricordatevi questo posto perché sarà il punto di partenza di una prossima escursione. Non quella che vedrete la prossima settimana, ma un'altra ancora. Ciao!